Sono Cristian Marcolin, ho 35 anni, sono il fondatore di Spiritus Mundi, è una onlus nata nel 2015 con l'obiettivo di ricapitalizzare boschi nella pianura padana. È un obiettivo un po' utopistico che ci eravamo dati, però è partito pian piano e adesso nei primi comuni della provincia di Padova abbiamo già iniziato a realizzare dei boschi che stanno prendendo forma e stanno già andando verso la matura età, e speriamo adesso di capillarizzarne altri con un progetto che è partito con la provincia di Padova, si chiama il Bosco Vivo, e auspichiamo veramente di portare un bosco in ogni comune. Piantare alberi è una passione che avevo fin da piccolo, perché ho sempre vissuto in campagna, in mezzo alla natura, e già con la mia famiglia c'era un'attenzione dedicata proprio all'ambiente. E fin da piccolo, non ricordo quanti, insomma con papà ne abbiamo piantati anche a casa e nelle fasce perimetrali, ai campi, quindi c'è sempre stata, ecco, una predisposizione al rispetto della natura e alla salvaguardia. Da quando abbiamo fondato l'associazione ci sono stati moltissimi momenti di entusiasmo, eh, uno tra tutti quest'anno, quando a una piantumazione ci siamo ritrovati con molti più cittadini partecipanti rispetto alle piante, quindi c'erano più persone che alberi da piantare, e questo ci ha riempito d'orgoglio, perché sicuramente è qualcosa che è in crescita e ha molta più risposta rispetto alle aspettative. Padova, capitale del volontariato, è un'occasione straordinaria per questa città, perché pone sotto i riflettori la molteplicità delle associazioni di volontariato, che a volte sono molto silenti o nascoste, e invece sono piene di virtù, perché abbiamo moltissimi volontari sul territorio, e quindi sicuramente fa piacere portare a galla un po' di questa qualità che abbiamo in provincia. E per quanto ci riguarda, sul profilo ambientale, è importante perché Padova è immersa nel problema ambientale, nell'inquinamento che c'è imperverso in pianura padana, che è uno dei posti più inquinati della provincia di Padova.